Il Parco Colli, come gli altri parchi regionali, non devono essere toccati. Le manifestazioni degli ultimi giorni hanno dimostrato come i parchi sono un patrimonio di tutti i cittadini veneti. Legambiente, insieme alle altre realtà del territorio, darà battaglia sul tema della riduzione dei confini del Parco Colli, voluta dalla Regione nella legge finanziaria. Sabato pomeriggio una manifestazione a Marendole, vicino a Monselice, per ribadire che la soluzione non è la diminuzione del Parco Colli, ma un tavolo con le associazioni per cercare anche un rilancio turistico della zona. Le aree protette non possono essere trattate con il bisturi chirurgico magari di un articolo infilato in una finanziaria regionale. C'è bisogno di dimostrare che si ha un'idea di futuro sulle aree protette e che si ha voglia sulla riforma, sulla proposta di legge regionale sulle aree protette di fare un percorso partecipato. Il Veneto sta subendo una forte cementificazione, dicono gli attivisti di Legambiente. Un esempio, la Pedemontana. Un attacco su due fronti. Da una parte si cerca di distruggere quello che c'è già e dall'altra parte si cerca di cementificare ancora di più facendo un'autostrada che ovviamente non servirà a nessuno, che pagheranno i cittadini due volte, la pagheranno con l'addizionale IRPEF e la pagheranno con i pedaggi. Ecco, ci chiediamo se forse non sia più opportuno cercare di investire su mezzi alternativi.